Tony Battistella, lei è corista del coro Castella, fondatore, nonché primo maestro di questa formazione musicale. Quali sono i ricordi a cui è più legato e che sensazione le fa poter festeggiare o comunque veder festeggiato questo 60°? Allora, io intanto vengo da una zona dello Pitergino, avevo 13 anni quando sono venuto a abitare a Conegliano, e vicino a casa mia c'era una famiglia che cantava sempre, felici. E io sono nato così, un po' sentendo cantare, un po' anche perché a quei tempi nelle parrocchie c'erano i cori parrocchiali dove le donne non potevano cantare. Stavano solo i bambini nei canti polifonici, quindi c'erano i tenori, c'erano i bassi e come soprani o contralti c'erano i bambini. Quindi io all'età di 7-8 anni ho cominciato a cantare. Questo è rimasto un po' qualche cosa che poi è rimasta quando sono venuto a abitare a Conegliano e sono venuto a sapere che c'era questi due gruppi di persone che si trovavano per cantare. Insieme al mio amico Renzo Dario, ho fatto in modo di partecipare finché nel 60, questo è successo, fa conto, nel 64-65, nel 66 nasce il Coro Castelli e da allora per un paio di mesi, 2 o 3 mesi, è stato direttore Don Angelo Visentin, che era quello che ci seguiva prima. Poi Don Angelo Visentin, per motivi suoi anche di sacerdote che doveva fare altre cose, il presidente di allora, Renato Sartor, mi ha incaricato di dirigere il coro, anche se a dire la verità io sono un appassionato autodidatta, la musica non fa parte del mio bagaglio tecnico, del mio bagaglio, non so se definirlo culturale. Certamente è nata così, c'era la passione per cantare, come dicevo prima, il canto è una cosa importante, che diciamo che il senso del bello è un qualche cosa che appartiene a tutti, a tutte le persone, a tutti gli uomini e le donne, all'umanità. E quindi cantare, come dice, anzi possiamo dire questo, che Platone nella Repubblica dice che il canto e la musica nell'educazione giovanile, cioè nella paideia, vengono addirittura prima dell'educazione intellettuale. E quindi questa cosa che io avevo intuito, dopo l'ho ritrovata quando studiavo a Vittorio Veneto a fare il liceo, e ho capito che era una cosa davvero importante, che non era altro che un verificare quello che era una intuizione, è diventata una verifica esperienziale. E quindi col Coro Castelli mi sono trovato poi a condividere. Poi la mia professione mi ha portato ad abbandonarlo nel 90 per questioni che non potevo più seguire il coro con la necessaria presenza. Sono rientrato nel 2004 per motivi che non sto qui a specificare, e naturalmente poi con l'idea di affidare il coro in mano a un bravo maestro. La fortuna e la grazia ci ha messo sulla strada, ci ha fatto incrociare le strade con Giorgio Susana, al quale io ho ceduto volentieri il coro, e il coro adesso sta andando lungo la sua strada con quella preparazione poliedrica che è caratteristica del maestro, che è diventata anche caratteristica del coro. Poliedrica perché noi facciamo di tutto, dal canto popolare, canto polifonico, sacro, profano, contemporaneo, classico, musica leggera, come dicevo.